Buonasera a tutti ragazzi. Papa Ratzinger, già quando era cardinale, fece una profezia. In effetti, lui ha sempre detto che in effetti la Turchia in Europa sarebbe stato un errore, come sta accadendo negli ultimi giorni che vogliono mettere anche la Turchia in Europa. Già Papa Ratzinger, quando era cardinale, l'aveva già predetto che è un errore mettere la Turchia in Europa, anche perché quando lo fece sollevò, diciamo, reazioni nel mondo islamico in effetti, ma lui disse non per qualche cosa, dice il continente europeo, ciao Anna, ha la sua, diciamo, anima cristiana, mentre la Turchia ha la sua, diciamo, un'altra, diciamo, religione, quindi un'altra cosa, quindi diciamo che non possiamo andare, eh, diciamo, d'accordo in effetti, quindi non sapeva che da lì a poco poi sarebbe diventato papa, in effetti questo lo disse quando era ancora un vescovo in effetti, quindi già allora, ciao Patrizia, già allora aveva detto che era inaccettabile che la Turchia entrasse nell'Europa, proprio per le impossibilità del mondo islamico col mondo cattolico, cioè non lo vede tanto chiaro perché sarebbe un errore grande inglobarla nell'Unione Europea. Meglio dice se la Turchia facesse da ponte tra Europa e mondo arabo, oppure dice forma un continente culturale insieme con esso. Ciao Letizia. Quindi diciamo che in effetti questa cosa lui l'aveva già quando era vescovo, quindi adesso pare che le parole diciamo, del Papa, perché in effetti come regola, se vogliamo andare per regola, il vero Papa sarebbe lui, non Papa Francesco, quindi partiamo che secondo le cose il vero Papa sarà ancora lui, perché non si è mai visto un Papa dimettersi e arrivare un altro, quindi si sa che si deve morire e poi succede un altro Papa, anche perché forse Papa Francesco non voleva assumersi tante responsabilità, troppi scandali ci stavano sotto e quindi ha preferito ciao Jasmine, diciamo andarsene via proprio e far strada diciamo a Papa Francesco, quindi diciamo che Ratzinger aveva trovato troppi problemi nella Chiesa e ha preferito abdicare e mettere Papa Francesco, quindi già questa era una cosa che statisticamente per la prima volta accadeva nella Chiesa diciamo cattolica, quindi come regola il vero Papa sarebbe lui, quindi però diciamo il cardinale aveva già fatto questa chiara visione, disse che un giorno l'Europa avrebbe fatto entrare la Turchia in Europa e lui ebbe un sacco di critiche dal mondo islamico, però in effetti dopo tanti anni la profezia sembra avverarsi, quindi qua si parla di quando eccolo qua la data, l'ho trovata perché è in russo ragazzi, quindi un po' ogni tanto mi scappa la parola perché traduce mano a mano. Era il 17 settembre 2004, quindi vedete quanti anni fa stiamo parlando, e lui già nel 2004 aveva detto queste testuali parole che la Chiesa Cattolica oppure diciamo l'Italia e l'Europa farebbero un grandissimo errore se mettessero nella diciamo Europa anche la Turchia, perché dice fa parte del mondo islamico, è un'altra cultura, un'altra civiltà, quindi dice non è possibile compatire con loro in effetti, perché è vero, noi possiamo essere cattolici, testimoni di Geova, protestanti, però la religione al finale è la stessa. Invece lì è proprio un altro tipo di religione, un'altra usanza, un'altra, diciamo, loro le donne le fanno mettere tutte le coperte, le donne per loro non sono nulla, quindi è proprio un altro mondo. Quindi in effetti non potrebbe essere a livello europeo, quindi
Sì, si stanno ancora combattendo in Siria, sì, sì. Quindi diciamo che non sarebbe accettabile farli entrare in Europa. E appunto, Letizia, siccome ci sta questo casino, loro vorrebbero, per finire questa guerra, far entrare in la Turchia in Europa, cioè nell'Unione Europea. Quindi diciamo che in effetti sta così la situazione. Quindi diciamo che dal mondo arabo è sempre così purtroppo, quindi è un'altra religione, ripeto, è un'altra mentalità, sono tante cose che sono diverse da noi. Quindi non si tratta di una cosa e quindi il cardinale, all'epoca era cardinale, non era papa, aveva detto bene che un giorno sarebbe arrivato un giorno che la Turchia l'avrebbero fatta entrare, diciamo, nell'Europa. Quindi lo disse nel 2004. Sembra che uno ha detto la profezia per dire la profezia, in effetti però ha indovinato in effetti dopo tanti anni. Speriamo che ciò però non avvenga, anche perché ci sono differenze culturali esagerate. Quindi non si tratta del testimone di Geova che è simile a noi, il protestante che non crede nei santi, non crede in questo, quindi però al finale le religioni sono uguali. Invece purtroppo il mondo islamico ha una sua cultura, ha un suo fondamento che è molto molto distante dal nostro, quindi non sarebbero, voglio dire io, loro possono venire qua per l'amor mica stiamo dicendo che non devono venire. Io ho un sacco di amici che sono diciamo di questa religione, però dire che vogliono far entrare la Turchia in Europa è un po' assurdo, anche perché fa parte del mondo, diciamo, islamico, quindi del Medio Oriente, quindi è una cosa assurda. È come se andiamo a prendere il Brasile e diciamo che sta in Europa, quando poi sta in America, no? Cioè non possiamo dire che il Brasile entra nella comunità europea, anche se sarebbe accettabile perché in effetti sono come noi, sono cattolici, protestanti, però questi del Medio Oriente loro hanno questa fondamentale religione che è islamista, quindi, ma non perché ognuno qua è libero di fare la sua religione, però sono due mondi proprio diversi. Quindi, come si dice, voi a casa vostra fate gli islamisti, credete in Buddha, induismo, poi ce ne stanno un sacco di religioni. Però la Turchia non fa parte dell'Europa, fa parte del mondo arabo. Non possiamo prendere, che ne so, l'Egitto e dire che fa parte dell'Europa, sarebbe assurdo. Lasciamo stare la Turchia, ma pure che dire che Israele fa parte dell'Europa sarebbe assurdo. Perché sappiamo che tutti questi paesi sono del mondo arabo, Medio Oriente. Sì, sì, in effetti le donne lì sono quasi zero se non di meno. Quindi in effetti lì chi ha cinque mogli, chi ha sei mogli, ci sono tante religioni poi lì. Chi diciamo vuole che la moglie non si deve vedere, oppure ma tutti quanti in effetti sono così in quel mondo lì, diciamo islamico, diciamo arabo, diciamo, di tutte queste religioni. Poi sta l'induismo, il buddismo, ci sono tanti modi e modi, però dire che un paese arabo può entrare nell'Unione Europea è mondo arabo, basta ragazzi, non è Europa. L'Europa sappiamo qual è, quali sono i paesi. I paesi arabi sono loro, poi ci stanno i paesi sudamericani, i paesi dell'Oceania, quindi i paesi giapponesi, stanno i paesi cinesi, quindi ci sono tutti i paesi che sono diversi. È come se domani diciamo il Giappone fa parte dell'Unione Europea. Vabbè, ma questa è una cosa che stavano discutendo, stavano valutando per far di questa guerra che sta in atto e volevano fare questa cosa di far entrare la Turchia in Europa. Eh sì, oggi col maltempo che ci sta, pure a Jasmine stamattina cadeva la linea. Ma pure a me stamattina è caduto una sola volta, poi fortunatamente non è caduta più. Quindi diciamo
che non è per cattiveria, ma è così, il mondo arabo c'ha il mondo arabo. No, in effetti Papa Ratzinger, in effetti, quando era vescovo, aveva predetto che forse cercavano di far entrare la Turchia in Europa. In questi giorni se ne è parlato molto, quindi adesso abbiamo fatto tutti quanti a dire la profezia di Papa Benedetto e si è avverata, quindi si sta avverando. Allora questa è la notizia. In effetti diceva il Papa anzi il vescovo, perché nel 2004 era vescovo, diceva che era una cosa impossibile perché il mondo arabo ha una sua cultura, religione, l'Europa ha un altro. Quindi è impossibile che un paese arabo entri nell'Europa, ma non perché, perché ci sono queste differenze, ma il mondo arabo è completamente diverso dal mondo occidentale, dal mondo dell'Europa, quindi già come religione sono due cose diversamente proprio opposte, quindi non è compatibile, questo è il problema. Immaginate che in Turchia ci sia l'euro, dai. Ma non perché non do la colpa a loro, però è come se dire l'Egitto fa parte dell'Unione Europea, quando sappiamo che l'Egitto fa parte del mondo arabo, quindi sarebbe assurdo, ma non manco più per la religione, anche per la posizione geografica. Sappiamo tutti che la Turchia è mondo arabo, Medio Oriente. Non è che domani mattina ci svegliamo e diciamo vabbè l'Egitto sta nella comunità europea, quanto poi tutti quanti sappiamo che è il mondo arabo. Togliamo da mezzo la religione, però sono proprio due cose distinte e separate. Cioè in effetti posso ammettere che la Spagna non voglia entrare in Europa, voglia tenere la moneta nazionale loro, ci stava. La Svizzera dice no, io non voglio entrare, fa parte dell'Europa, però non voglio entrare nella comunità europea. Oppure che ne so, l'Austria dice no, io non voglio stare più nella comunità europea, voglio stare per fatti miei. Anche se è un paese diciamo, della comunità europea, si ritiene che voglia la sua moneta. Quindi queste qua che stanno in Europa potrebbero anche farlo. Dice l'Italia voglio no, voglio la lira di nuovo. Quindi poi giustamente la lira poi non avrebbe senso perché se tornassimo alla lira faremo la fame sicuramente perché sarebbe tantissimo svalutata e non avrebbe senso. Quindi se per puro caso qualcuno aveva detto perché non torniamo alla vecchia moneta, ma statisticamente ragazzi tornare alla vecchia lira significherebbe quasi suicidarsi. No, non ho letto Paolo Barnard, no, ti dico la verità. Quindi diciamo ha preso l'euro, ora di botto cambi e mettere la vecchia lira, anche perché dopo per fare un euro invece di 4.000 lire ci vorrebbero 10.000 lire. Ciao Giro, quindi sarebbe molto svalutata, quindi 1 milione se no ti darebbero 200 euro al cambio, quindi sarebbe molto molto svalutata, quindi non conviene. Lo so che anche con l'euro non è che facciamo una bella vita, però sì sì, però sì sì, dopo io vado sempre a dare e che vuoi diventare tu? Sì, gli vado a dare un'occhiata, io sono sempre curioso, quindi non mi tiro indietro mai a nulla, vado sempre a vedere che cosa è. Che religione vuoi diventare, mo? Protestante, buddista, induista, che ne so. Questo, guarda le religioni, testimone di Geova, o vuoi inventarti una religione tua? Ah, tu vuoi fare la religione aliena. No, non ho parlato, la verità. Devo vederla, non l'ho vista, ti dico la verità. Anche perché, sai, di queste cose qua non mi occupo in effetti. Questa qua l'ho fatta perché in effetti si diceva profezia, quindi
Perciò ho fatto questo video. In effetti di politica, di altre cose, difficilmente faccio video così. Però vado a vedere questa del 12 ottobre a Roma. Ho fatto questa qui proprio perché, diciamo, era tipo la profezia di Papa Ratzinger. Allora, sai, era quel mistero, come sempre, che io ad esempio video video che sono particolari in senso. Ah, la moneta sovrana. Sì, in effetti l'euro l'ho visto pure io su tanti notiziari, che pure io, ragazzi, dice che l'euro in effetti è una moneta privata, in effetti non sarebbe cambiabile a portatore. Quindi questa cosa l'ho letta pure io, in effetti è una moneta che, se per puro caso uno non la vuole accettare, potrebbe anche non accettarla, perché mi ho visto un video su YouTube stesso che dicono che questa moneta non vale nulla. Stava proprio un signore che lo spiegava. In effetti dicono che è moneta nazionale, ma non è così. Quindi ho visto proprio un video di un signore che spiegava che aveva una 10 euro in mano e diceva: guardate qui dentro che ci sta. Ma guarda, io ti dico una cosa, ma ti dico io esattamente, non voglio sbagliare, ma lo ti dico io sono nel 76, 14, 14 sono 2000, io nel 2000, allora, nel 2005, Ares, io lavoravo nel bar qua a Matierno, gestivo tutto io qua. Il proprietario aveva un altro bar a Salerno, quindi mi gestivo io tutta la situazione, slot machine, gioco, bravo. E all'epoca, ragazzi, vi giuro, io prendevo 500.000 lire a settimana. Ragazzi, credete, i soldi non finivano mai. Io compravo PlayStation, uscì la prima PlayStation all'epoca. Come uscì me la sono andata a comprare. Mi sono comprato dopo 3-4 mesi il Golf, ricordate la prima serie? Ma non lo so, devo dire, io parolacce non ne vedo comunque. Almeno in questo video qua, e poi dopo controllo. Quindi guadagnavo 500.000 lire a settimana, ragazzi, e i soldi non finivano mai, ti giuro, compravo di tutto e avevo sempre soldi, ma spendevo di brutto, eh. Poi arrivò l'euro, ragazzi, e il mio proprietario, in effetti, invece di darmi, di darmi questi, diciamo, 2 milioni, mi diede i soldi convertiti in euro. E all'epoca mi diede, anche più in effetti, mi diede 1200 euro al mese. Ti giuro, con quei 1200 euro io non ce la facevo, ragazzi. Dopo vado a vedere, domattina non lo so. Qui non vedo scritto niente, quindi ragazzi con 1200 euro io andavo a problemi, ragazzi, perché la roba costava più del doppio, quindi io prendevo gli stessi soldi, anzi di più, e non mi trovavo. Cioè, quando stavano con la moneta da 100.000 lire, ti giuro, quella 100.000 lire non mai finiva, la cambiavi, era immensa, guarda, non cambia 50 euro oggi e vedi la differenza, se ne va da 10 euro di benzina. Poi se per caso fumi, ci vogliono 5 euro di sigarette, giri e già sono finiti 50 euro. Invece la 100.000 lire, ragazzi, vi giuro, durava proprio un'eternità, non finiva. Sì, sì, ma hai ragione, Ares. Ma ti giuro, Alessandro, io quando prendevo quei 2 milioni, 500.000 lire a settimana, perché comunque gestivo il bar da solo, quindi vedevo tutto da solo, quindi mi pagava bene. Devo dire la verità. È ancora aperto questo bar, quindi ci ho lavorato 5 anni. Ti giuro, ma io con quei soldi erano infiniti, ragazzi, non finivano mai. Come me li diedi in euro, io non mi trovavo. No, non abbiamo letto nulla. Guarda, Domitilla, nessuno ha letto qualche parolaccia qui.
In effetti dopo mi diede 300 euro a settimana, ragazzi, e io non mi trovavo. Ma erano 2, 3, 6, 9, 12, 1200. E io non mi trovavo. Sì, guarda, Giro, io ti giuro, io con 2 milioni delle vecchie lire. Sì, secondo me anche qui sta cambiando un po' il tempo, si è fatto un po' rossiccio, però la lira mantiene ancora bene qua. Con 2 milioni, sì, sì, ho capito, Domitila, dopo va a controllare, comunque qua sulla nostra diretta non c'è nulla di offensivo, quindi ti posso assicurare, perché sennò già avrei bloccato la parola. Quindi in effetti ragazzi è così, con l'euro la vita è cambiata, in effetti ricordate al mercato, io voglio fare un esempio tipico a Salerno, mi ricordo prima stava tutto 5.000 lire, adesso sta tutto 5 euro. Andavi al mercato, le borse delle donne, tutto 10.000 lire, adesso tutto 10 euro. Quindi in effetti se vedete ragazzi è raddoppiato. Ah, e non lo so Alessandro, io poi leggo così. Sì, sì, lo so, lo so. Giro Girotondo è tua cugina, sì, che ne so, io chiamo Giro, poi non lo so, vedo i nomi che passano sul monitor del cellulare, quindi come potete vedere ragazzi, tutto 5 euro e tutto 10 euro, prima invece era la metà, tutto 5.000 lire che erano 2,50 euro di oggi, tutto 10.000 lire che erano diciamo i 5 euro di oggi. Oggi se vai al mercato trovi tutto 5 euro o tutto 10 euro. Quindi 10 euro sono 20.000 lire vecchie e come 5 euro sono 10.000 lire vecchie. Quindi come vedete è raddoppiato. Come ha detto Ax, è il controllo. Diciamo, lui ha detto il 60%, secondo me forse il 50%, Ax. Secondo me abbiamo perso il 50%, forse il 60%, come dici tu. Quindi mi sa che abbiamo perso una barca di soldi alla fine. Perché in effetti io mi ricordo, ti faccio l'esempio della casa in affitto che ho preso, abitavo a Baronissi, vicino sempre Salerno comunque. Avvocatella, tu vedi i commenti di Domitilla? Io penso di sì, perché li vedono tutti. Io pagavo 400.000 lire, sì, li vede Domitilla, io pagavo 400.000 lire al mese. Ora ragazzi, quando poi è entrato l'euro, io non pagavo più, come regola dovevo pagare 400 euro, dovevo pagare 200 euro. E invece no, io ho pagato 400 euro al finale. Quindi lui è rimasto proprio a raddoppiato. E Letizia, sai che cos'è? Come ho detto io, comunque sarebbe troppo svantaggioso per noi adesso mettere la lira, capisci? No, eccola qua. E vabbè, la nascondiamo dal canale, che dobbiamo fare? È fatta, l'ho cancellata ragazzi. È fatta a finale. La signora non si scoccia, però noi sì, la blocchiamo sempre. È stata bloccata comunque ragazzi. Vabbè, Jasmine già è stata tolta da mezzo, quindi ha fatto un account falso a nome di Domitil, quindi come sempre ci prova. Vabbè ragazzi, non la pensate proprio. Quindi diciamo ragazzi che prima 400.000 lire, adesso 400 euro. Quindi come potete vedere è tutto raddoppiato. Quindi con 1.200 euro in effetti non fai nulla, come dice il mercato del pesce. Prima io mi ricordo, il primo mio mestiere è stato proprio il pescivendolo qua a Salerno. E vi posso garantire ragazzi, sì lo devo vedere Ares. In effetti compravo un cassettino di alici, quando però in estate parlo, che ci stava la piena, ragazzi, 15.000 lire, massimo 20.000 lire. Se poi avevano tante alici,
potevo pagare il cassettino da 6-7 kg di alici 10.000 lire. Io le vendevo a 5.000 lire al chilo, quindi ci guadagnavo un sacco di soldi in effetti. Ci guadagnavo più del doppio. In effetti 7 kg, 7 per 5, 35, l'avevo pagato 10.000 lire, quindi in effetti su un cassettino di pesci solo ci guadagnavo 25.000 lire. Adesso al mercato del pesce ultimamente sono andato così per sfizio perché ho amici e ti posso garantire che adesso arriva a 20-30 euro la cassetta. Quindi diciamo che sì, sì, a noi sempre dicono che abbiamo sempre debiti, debiti, debiti. Loro fanno i guai, noi ci abbiamo i debiti. Ma quella è la cosa che io dico no. Lo Stato, se Alessandro, io quando, bravo, io quando tornavo, diciamo, da vendere col furgone all'epoca, la lambretta, come la chiami tu, con l'ape, tornavo a casa e per puro caso mi erano rimaste 2-3 kg di alice. Io le pulivo e le facevo marinate con l'aceto, come dici tu, buonissime. Quindi quando tornavo a casa me le spinavo così bello e le mettevo sotto aceto. Poi il giorno dopo le conciavo con l'olio, prezzemolo, aglio e facevo le vaschette e le rivendevo un'altra volta, quindi le vendevo ancora di più. No, le vendevo a Vocatella, facevo 4-5 vaschette. Le persone poi, vedendole già fatte, le compravano subito, quindi loro pensavano, devo andare a casa, devo pulirle, devo comprare l'aceto, devo fare questo. Io guadagnavo bene, loro avevano il servizio bello gratuito e tutto già fatto e io ci guadagnavo in effetti. Erano tempi belli la Vocatella prima. Quindi diciamo la maggior parte, tutto quello che rimaneva, in effetti io inventavo di tutto, in effetti anche il fatto del salame di polpo io l'ho inventato per quando rimanevano i polipi. Quando rimanevano i polipi, ragazzi, io li facevo bollire con, diciamo, nell'acqua, poi prendevo una bottiglia di plastica, facevo raffreddarla, diciamo i polipi però, li pressavo nella bottiglia di plastica, però non dove ci sta il beccuccio, quello lo tagliavo e lo mettevo nel frigorifero. Dopo 24 ore tu quando lo andavi a tirare usciva come un salsicciotto e lo potevi affettare come un salame, una cosa bellissima. Però lo devi nell'acqua che lo bolli, devi mettere sale, odori, così quando lo vai a mangiare ha un sapore tutto bello suo. È come un salame, solo che invece di essere di carne è di polpo. Questa è un'ottima idea, ragazzi. Quindi io le inventavo davvero di tutto per fare soldi. Quindi davvero ho fatto mille mestieri, a parte il cuoco, l'aiuto cuoco e tutte diciamo le altre cose, sempre a livello di mangiare però. Quindi questa era un'ottima idea. Sì, Jasmine, in effetti devi bollire il polipo con l'acqua, lo devi portare a bollire molto bene, gli puoi mettere gli odori che preferisci di più, un po' di sale, quello posso dire che Alessandro ce ne va fame. Poi lo lasci riposare in quell'acqua, poi lo scoli e lo incominci a mettere quando è freddo in questo, diciamo, si deve, tu quando lo tiri dalla bottiglia, quello è un solo pezzo, avvocatella, quello che Alessandro se ne scappa. Poi tu lo tagli fine fine, è normale, eh. Poi lo puoi tagliare pure doppio, eh. Non è che puoi fare, poi dipende da che gusto c'hai. Se c'è un'affettatrice lo puoi anche mettere sotto l'affettatrice come sete di mangiare Alessandro è proprio forte, scappa proprio. Quindi in effetti se c'è una piccola affettatrice tu te lo puoi pure affettare e fai così. Sì, sì, è così, una cosa anche bella perché tu fai come se affettassi un salame, un po' crudo. Sì, Alessà, ma ogni volta che noi parliamo di mangiare tu te ne vai.
Yeah, e non è giusto che te ne vai, è possibile che ti viene proprio la nostalgia a te. Poi le alici marinate e poi le facevo alle alici salate, cioè sotto sale. E usavo i, diciamo, come lo devo dire in italiano, mi manca la parola. Ah, i vasi di creta. Mettevo le alici sotto sale, poi ci mettevo un peso sopra e le facevo stare lì per tanto tempo. Quindi mano a mano toglievo il sangue delle alici che si fa sopra e poi vendevo i vasetti di alice salata, quelle lì che voi comprate nel supermercato. Perciò non se ne va perché c'è la cugina. Buonanotte, Eufrasia, buonanotte. Quindi al finale anche le alici, belle quelle là salate, una volta che l'ha sciacquata, ci puoi fare una bella pasta, un bel spaghetto, diciamo, pomodorini, due alici, queste qua sotto sale, fai saltare un po' di spaghetti nella padella, Alessandro, e fai... sì, sì, Giro Giro, la cugina di Alessandro, sì. Giro Giro tondo sta scritto, io lo chiamavo Giro, in effetti non sapevo che era una ragazza, quindi io chiamavo Giro. Giro Giro tondo 79. Quindi in effetti Alessandro puoi anche fare così. Sì, sì. Alessandro, ma pure uno spaghetto aglio e olio va bene, un po' di peperoncino piccante, un bicchiere di vino se ti piace, un bicchiere di birra e ti vai a dormire, così non dai fastidio, fai una cosa veloce veloce e subito fai. Anche se a quest'ora, la verità, adesso farei più una cosa a base di pesce. Io Mary, vabbè, allora mi ricordo Mary. Quindi prenderei... No, io prenderei subito gamberoni L1, pomodorini freschi, subito subito, li farei friggere un po' di aglio, gamberoni, pomodorini a volo, subito metti l'acqua per la pasta, scoli un po' di spaghetti e fai un bello spaghetto con gamberoni e pomodorini freschi. Una cosa velocissima e gustosissima. Poi prendi lentamente, Alessandro, la testa dei gamberoni, la stacchi, lo apri e lo appoggi sulla lingua, è proprio quel sapore proprio mediterraneo. Ma c'è voluto fare mangiare Jasmine. Raga, questa è una cattiveria però. E vabbè, ma Alessandro, vedi, Alessandro sa da imparare, vedi, ogni volta che parliamo, lui è Francesco, ma se stava Francesco, Francesco già se n'era andato. Come aveva sentito Gamberone, pomodorino fresco, Francesco già stava vicino ai fornelli, anche perché lui è di Napoli e quindi è molto facile trovare gamberoni, pomodorini, quindi è una cosa facile per lui. Alessà, vabbè, fallo domani, gamberoni. Bei gamberoni grandi, mi raccomando. Un po' di olio, un po' di aglio e li fai soffriggere leggermente. Prendi i pomodorini e li butti dentro, metti il coperchio e fai tirare il sugo. Mentre fai questo, metti già l'acqua per la pasta. E poi scoli la pasta, giri tutto e ti scassi, come diciamo qua noi a Salerno, e ti rompi. Poi prendi il gamberone uno per uno, a meno 5 ne devi mangiare, se no dopo non senti il sapore. Li stacchi la testa, li apri belli in bocca, pomodorino, gamberone e spaghetti in bocca, proprio tutto insieme, mi raccomando, lo devi afferrare. E ti fai proprio... Poi se rimane... cannibale, se rimane un po' di sugo, prendi un po' di pane perché è peccato, poi da noi è peccato, peccato mortale. Lo prendi e fai la famosa scarpetta, come diciamo qua a sud, e pulisci il piatto così quando lo vai a sciacquare è già più pulito. Vedi, è facilissimo, non ci vuole nulla, no? Un po' di fantasia veloce veloce. Non ti ho fatto una ricetta molto difficile, tipo lasagna, queste cose qua. Fai una bella inversione a U col pane, proprio un'inversione a U che prendi tutto il piatto, tutto il pomodoro bello, quello specialmente che c'ha il sapore del gamberone poi. Linea.
Secondo me Alessandro fra poco va e incomincia a fare due spaghetti a volo sono convinto. Mamma mia. Vabbè, lui e Francesco sono il massimo. Ma pure Jasmine ci ha cominciato a venire fame. In Emilia Romagna si mangia bene. A Sicilia la stessa cosa, quindi... Sì, abbiamo cenato. Ti prego. Amen. Che stai pregando tu? No, ti prego, amen. Alessà. Alessà, tu pensa domani che mangiamo, ya? Domani che mangiamo? Già dobbiamo pensare per domani cosa mangiare. Ah no, io già sto pensando più o meno che fare. Può fare bella barchetta di melenzane ripiene con carne macinata mozzarella. Io sto pensando di fare quello domani. In effetti vorrei fare... Prendi la melenzana, la svuoti, a parte soffriggi tutto con la salsiccia, carne macinata, poi friggi le melenzane per farle un po' più leggere, le asciughi perché l'olio è assorbito, sì, tipo pasta alla norma, sì. Poi spaghetti e vongole, pasta alla norma, proprio stanno volando i piatti. Sì, se no puoi fare direttamente pasta alla norma. Fai subito melenzane. Oppure guarda, ma ti dico una cosa, a quest'ora adesso pure una pasta e patate con la provola me la mangerei. Pasta e patate, mista con patate con la provola dentro e molto formaggio grattugiato, un po' di parmigiano. Quindi quando alzi il cucchiaio si alza tutto quello tipo pizza filante e ti fa un bel piatto di pasta e patate semplice. Sì, avvocate, è una cosa leggera, no? Pasta e patate, ma non è che stiamo parlando di una cosa... Molta scamozza, mi raccomando, molta scamozza. Sì, qua la facciamo molto, la pasticciata, come dici tu. Però di solito la domenica, però. Oppure un'altra cosa che mi piace, un piatto che mi piace molto, che sono... no, goloso, mi piace proprio, sono porcini, patate e salsicce, Alessà. Ah, bello, fatto proprio bello proprio. Quindi bei porcini belli grandi, patate e salsiccia. Proprio un cocktail proprio bellissimo. Una bella pagnotta di pane, mi raccomando, casereccia. E ti metti lì e un po' alla volta te le mangi. Sì, i porcini, guardi, li adoro. Guarda, i porcini proprio è il fungo che... vabbè, sta chi pure chi... stanno volando i piatti. Zucchine e prosciutto crudo, orecchiette al sugo di involtini. Però noi ragazzi qua facciamo la famosa, ma non so se è la pasta pasticciata, la pasta a forno. Noi in effetti che cosa facciamo? Mettiamo la pasta, uno strato di pasta, poi mettiamo uova, salame, mozzarella, tutto sopra a strati, carne macinata, poi mettiamo un'altra volta la pasta e facciamo sempre così. Riempiamo, facciamo uno strato di mozzarella sopra e inforniamo. Eh sì, Elena di qua è di Avellino, sì. Questa è la nostra pasta, diciamo, ripiena in effetti. Però puoi usare anche la pasta tipo la lasagna per fare questo. Però di solito usiamo la pasta normale per fare tipo sta pasta ripiena. E una cannonata. Ah, mi dimenticavo, le polpettine fritte. Ci vogliono anche le polpettine fritte, quindi polpettine fritte, uova, scamozza, tutto questo qua. E fai a strati, diciamo. Eh sì, Jasmine, perciò si chiama pasta a forno.
In effetti là ci sta primo, secondo, terzo, quarto, quinto, dolce, vino, tutto è compreso. Là è piatto unico. Quindi se poi ce la fai pure a mangiare il secondo, ti mangi la carne nel pomodoro, giustamente. Se fai questo fai la carne nel pomodoro. Oppure due cannelloni, ad esempio mio fratello detiene il record. Ma anche un tibano di riso al forno non è male, quindi... Guarda, proprio Alessandro secondo me oramai non capisce più niente, oramai sta... lo vedo già perso. Un caffè Alessandro? E che facciamo con il caffè? Guarda, ho mangiato e mi è venuta un'altra volta fame, colpa vostra, eh. Stasera a minestrone ho mangiato, ho detto vabbè mangio leggero e ho detto così stasera sto più leggero. Poi abbiamo parlato del papa e siamo finiti per mangiare al finale, è sempre così, si finisce, io incomincio un video di una cosa e puntualmente finiamo in un'altra. Il 70% dei video va a finire sul mangiare, il 30% a volte va sulla religione, quindi... E vabbè, ma pure un po' di dolce, tipo una torta Sacher, una cosa leggera, una cubana, una cosa leggera, una ricotta e pera, una cosa giusta per digerire. Una mille foglie piene di crema chantilly o crema pasticcera. La mille foglie è un tipo di dolce sì, perché ha tutte foglie e crema pasticcera, quindi perciò si chiama mille foglie. Sono tutti strati compresi di crema. Questo strato, crema, strato è una bomba, sì. È una bomba comunque al finale. Mamma mia, oppure, ma guarda, a quest'ora ho mangiato il minestrone. Ma no, guarda, qua la fanno molto sia quella che la torta Sacher. Le fanno un sacco qua, il tiramisù. L'Eufrasia lo dice a me, ma loro hanno incominciato a tenere fame, poi Giuseppe non parla di mangiare e poi da qua siamo partiti per tutte le ricette, abbiamo fatto il vocabolario della ABC della cucina qua. Qualcuno che va a vedere questo video e vede il video fino alla fine dice ma questo non doveva parlare del Papa? E già mi immaginare sa. Oh no, guarda, questo guarda il video e dice ma forse hai sbagliato il titolo questo e mi sa che devo cambiare titolo. Ah, vabbè, la linea è andata via, quindi è un altro video questo. Peccato che l'immagine è sempre quella del Papa, quindi qualcuno se vede... Vabbè, quello penserà no, secondo me Giuseppe ha sbagliato a fare video, voleva fare un video di cucina e ha messo la foto del Papa. Vabbè ragazzi, vi saluto, se permettete vado, vado un attimo in cucina, vado a vedere che trovo, tanto... Male che va scongelo subito io. Un po' di gamberoni nel congelatore ce li ho. Tanto posso scongelare con, con il forno. Subito faccio. Ma sa. Adesso che mi faccio di spaghetti. Gliela faccio chi ci ma così ti impari. Ma non posso da cucina, dice ma giù mangiato, ma torno a mangiare. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, mi raccomando, mo già mi immagino vorrei stare a casa vostra, mo tutti quanti, mo ciao ciao ciao, mo tutti quanti di cucina, adesso a cucinare, mo tutti quanti, il tempo che diciamo ciao Giuseppe, ciao. Adesso, e già fatto un papa, e già fatto la linea, e già fatto la previsione routine, e già fatto la cucina. Questo è un video completo, quindi ci ho messo tutti gli ingredienti. Ma tutti quanti avvocati stanno tutti, ciao Giuseppe, ma tutti quanti stanno entrando già nelle cucine, chi sta pensando che fa? Oh no, adesso, ma stanno tutti quanti e che mi mangio? Vabbè ragazzi, andate in cucina, va che è meglio, andate a cucinare, ci sentiamo domani. Vabbè, pure, pure la cugina. Ragazzi, non buonanotte.
buona cena ragazzi a tutti, quindi andate a cenare perché orario sono le 8 e 11 minuti, orario di cena, quindi perché qua il fuso orario a noi va 3 ore indietro, quindi sono le 8 e 11, quindi buona cena a tutti. Ciao ragazzi, buona serata. Ma tutto quanto a cucinare, sta a vedere. Non si vuole chiudere il video ragazzi, proprio perché da cucinare.